Sempre più accesa la polemica sulla Madonna col fucile, il capitello votivo in laguna a Cavallino Treporti. Dopo l'invito a rimuoverlo da parte di Verde Litorale, i cacciatori difendono la storicità della Madonna col scioppo, eretta da un cacciatore per essersi salvato dalle mitragliate fasciste. Altra Madonna col fucile è in Basilica di San Marco, risale ai tempi del Risorgimento, quando un soldato veneziano si salvò dagli austriaci. Sua Maestà il Radicchio Rosso di Treviso IGP è protagonista fino al 24 novembre della 32esima festa del Radicchio di Rio San Martino, dal concerto inaugurale di Ivana Spagna al concorso per istituti alberghieri con Beppe Bigazzi in giuria. La manifestazione promossa dalla Proloco di Scorzè offre cucina di qualità abbinata a eventi di richiamo. Novità di quest'anno lo sposalizio del Radicchio col vialone nano veronese IGP e con l'olio del Garda DOP. Un po' di humor nero britannico anche nella Marca. Un uomo, Walter Busato, ha confezionato la propria epigrafe e l'ha appesa in vari angoli del centro a Treviso. Le ragioni che abbiano spinto Busato a una simile burla non sono chiare. Forse voleva godersi lo sbigottimento di chi lo conosceva. Busato è noto in città per essere un personaggio, diciamo, esuberante. L'epigrafe è stata subito rimossa per rispetto ai defunti veri. Sembra la trama di un film. Un uomo è arrestato con l'accusa di aver violentato la suocera. Invece la boccaccesca realtà venuta a galla è che il 24enne marocchino residente a Vittorio Veneto aveva una relazione con la mamma 61enne della sua compagna. La figlia è rientrata all'improvviso in casa trovandosi di fronte a fidanzato e mamma avvinghiati. Di qui l'idea di inscenare lo stupro. Ma la tresca è saltata fuori e il giovane è stato assolto per non aver commesso nessuna violenza. Può capitare a tutti in un momento di distrazione. A Monselice una donna ha parcheggiato lasciando l'auto in folle, poi è andata a portare il bambino alla scuola materna. Al ritorno l'auto era sparita, la Nissan era dolcemente scivolata nel canale Bisatto. Fortuna ha voluto che non ci fosse nessuno a bordo, ma soprattutto che l'auto si fermasse sull'argine senza finire in acqua. In quel caso i danni sarebbero stati ben peggiori. Galeotta fu la chat, ma alla fine sono guai. Una bella padovana 48enne si invaghisce di un focoso barese di poco più giovane, ma quando lui manifesta il suo carattere violento, lei decide di lasciarlo. A questo punto scatta il ricatto: se mi lasci mostro i nostri video hard al tuo ex marito. La donna lo denuncia, scoprendo che lui è disoccupato e persino indagato per narcotraffico. Dei filmini a luci rosse invece nessuna traccia.